Ciao a tutti, tifosi del Napoli. La nostra squadra sta facendo passi da gigante e, anche se il mercato estivo si è appena concluso, già si parla delle possibili mosse per gennaio. Prima di iniziare con le notizie di oggi, vi chiedo di mettere un like a questo video e di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati sulle novità del nostro amato Napoli. Secondo il noto esperto di mercato Nicolò Schira, il Napoli sta monitorando 2 giocatori in vista della finestra di mercato invernale. Schira ha parlato ai microfoni di Radio Napoli Centrale sottolineando come la rosa attuale sia molto competitiva, ma che manchi ancora un tassello importante, un'ala che possa completare definitivamente la squadra. 2 nomi che continuano a essere accostati al Napoli sono Ebimbe, giocatore dell'Eintracht Francoforte, e Jackson Chatkua del Verona. Entrambi sono profili che potrebbero integrarsi perfettamente nel sistema di gioco di Antonio Conte, e non è escluso che uno di loro possa arrivare a gennaio. Schira ha anche parlato della situazione di Osimhen, dicendo che il problema che ha coinvolto il giocatore nigeriano è stato risolto e che la sua partenza verso la Turchia è ormai un capitolo chiuso. Questo ha permesso al Napoli di pianificare con maggiore serenità il futuro della squadra. Inoltre, ha accennato alla possibilità che Conte possa provare il modulo 4-3-3, un'idea che potrebbe prendere forma nei prossimi mesi. E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe vedere uno tra Ebimbe e Chatkua con la maglia azzurra? Credete che Conte riuscirà a implementare il suo stile di gioco rapidamente? Fatecelo sapere nei commenti. Non dimenticate di lasciare un like e iscrivervi al canale per non perdere nessuna novità. Forza Napoli, sempre!